Buongiorno da Bosaro, questa settimana siamo in questa città, 1400 anime, che dire, molto vicina al capoluogo, quindi vive anche di luce riflessa per il capoluogo a solo 7 chilometri, c'è una statale importante, c'è una bella chiesa, c'è la posta, non c'è la banca, c'è nonostante gli abitanti di Bosaro sono contenti. Con il sindaco Elena Paolizzi siamo a Bosaro, piccolo paese, 1500 abitanti? 1400. Tra l'altro quello con l'estensione più piccola della provincia di Rovigo, sì, ma che facendo un primo giro non manca niente, nel senso che abbiamo visto la posta, c'è il bar, c'è una bella chiesa e c'è un bel circolo nautico. Detto questo, da osservatore esterno, mi parla dei cittadini del suo paese, come li può giudicare, anche con un aggettivo? I cittadini del mio paese sono cittadini presenti rispetto al paese stesso, nel senso che non so se sono stata io o era anche prima, presumo fosse anche prima, però segnalano moltissimo le cose che non vanno e questo per me è un valore aggiunto. Cioè io non ritengo che questo atteggiamento sia negativo, io ritengo che sia un atteggiamento positivo perché la segnalazione mi consente poi di crearmi un quadro di riferimento e anche di programma di intervento che possa rispondere effettivamente alle loro necessità. Ecco, quindi è un paese che potrebbe essere per alcuni giudicato difficile da questo punto di vista. Io invece giudico i cittadini, li valuto i cittadini presenti. Come va per un giovane qua a Bosaro? Ci proviamo, mettiamo in gioco, ci proviamo. Ma voi abitate qua e fate o solo per la fiera? No, siamo di Bosaro, siamo originari di Bosaro. E quando dicono io abito a Bosaro perché? Perché ci siamo nati a Bosaro. E non cambieresti? Direi al momento no. Perché io sono di Pontecchio, stiamo dando una mano agli amici di Bosaro per montare il palco. E Bosaro secondo te è meglio di Pontecchio o no? Sono due... No, c'hai una domanda di riserva? Siamo amici, collaboriamo con Avis, con la Proloco e cerchiamo di fare le cose per il paese, per la gente. Questo è il vostro logo? Sì, questo Proloco è il Proloco di Pontecchio. No, lo diciamo per chi ci sta ascoltando, siamo a Bosaro. Sì. Ciao. Sì, però stiamo dando una mano. La vicinanza con Rovigo è un valore aggiunto o crea anche lo scompenso che magari qualcuno non viene a abitare qua e preferisce la vicina città o viceversa? Ma io credo di no, credo che non sia questo il problema a Bosaro. Bosaro ha un problema di carenza di abitazioni, che è una delle questioni che dobbiamo affrontare necessariamente come amministrazione. Sì, perché avendo un territorio così stretto non abbiamo molte opportunità, però li stiamo cercando. E Bosaro è un paese che ha tantissime potenzialità, perché ha una linea produttiva sulla statale importante, è un paese che tutto sommato accoglie e credo che il problema sia proprio quello di cercare di sviluppare anche l'aspetto urbanistico. Purtroppo è stata chiusa un paio di anni fa la scuola materna e questo è stata una grossa perdita per questo comune. In compenso però la precedente amministrazione ha aperto una bella scuola nuova, elementare, con un programma H10 dalle 7 alle 17 che consente di raccogliere molti bambini e quindi di dare impulso alla scuola. Quello che manca in questo momento secondo me è proprio la parte urbanistica e la stiamo cercando di sviluppare. Sì, è da 7 anni che abito a Bosaro. E quindi cosa puoi dire di questo paese? È un paese che si sta bene. Negli ultimi anni ci sono un po' più di stranieri, perché sono arrivati parecchi stranieri, però insomma dai, sono tutte brave persone.
Ecco, voi abitate vicino al capoluogo, avete la statale vicino, questo è un valore aggiunto o vi crea problemi? No, ha un valore aggiunto essere vicini a Rovigo. Sì, sì. Abbiamo qua ormai in paese qualche attività è morta, perché facciamo fatica a tirar su altre attività. Ecco. Infatti è caduto, cioè, non c'è più il Bardinello, non c'è l'Oscar, la trattoria è andata giù anche quella. Cioè, ci sarebbe bisogno di aprire qualche attività in più. Comunque, fondamentalmente ottimista o no? Ottimista, sempre ottimista. Allora, io credo che risolvere il problema della denatalità sia veramente complesso. Una scommessa importante. Una scommessa, esatto. Credo però anche che il contenimento sia possibile e ci vuole una programmazione urbanistica molto di buon senso, che dia spazio a abitazioni non grandi, non enormi, perché questo paese non ha bisogno di questo tipo di abitazioni, e che consenta alle famiglie di radicarsi. Ecco. C'è anche da dire che le possibilità ci sono, perché in questo momento non c'è tanto spazio abitativo in giro, che io sappia, neanche a Rovigo. Questo è determinato anche dal fatto degli insediamenti industriali sulla Traspolesana. Esattamente. Quindi in realtà le possibilità di sviluppo ci sono. Mi piacerebbe anche solo dare un incentivo, ecco, allo sviluppo di questo paese, a farlo crescere un pochettino. Però per farlo crescere bisogna anche dare servizi, perché va bene le famiglie che vengono se poi manca l'asilo, ad abitare, dice, ma ci vengono se ci sono i servizi, e quindi stiamo lavorando parallelamente all'aspetto urbanistico ma anche all'aspetto dei servizi. Quindi avremo intenzione di, vediamo se riusciamo a farlo, perché poi di buone intenzioni e di riaprire la scuola materna in un punto diverso da quello in cui era, perché lì non è proprio più possibile, e dare impulso all'aspetto sanitario, cercando di dare, diciamo, creare un punto sanitario un pochettino più appetibile rispetto a quello che abbiamo avuto finora, che era un piccolo ambulatorio, in modo che magari i medici siano anche invogliati a venire in un posto dove insomma, sono ben accolti, e anche trovare qualche soluzione di tipo fiscale per incentivare le piccole attività, quindi qualche sconto su IMU, so che sono possibili. Questi sono strumenti che sono all'interno di una gestione normale, oppure avreste bisogno di un intervento anche regionale, nazionale, e quindi si inserisce in un contesto e in un problema che hanno tanti comuni piccoli? Questa è una bella domanda. Allora, sicuramente per quanto riguarda alcune ristrutturazioni che comprendono la vecchia scuola, e che io la chiamo la scuola storica perché sono affezionata a quel luogo, perché ci sono cresciuti i miei figli e quindi insomma sono affezionata, me la chiamo scuola storica. Per la progettualità della ristrutturazione della scuola storica, che vorrebbe anche accogliere poi la scuola materna, sicuramente ci vogliono dei finanziamenti, non è assolutamente possibile diversamente. Per altre attività che ho illustrato prima, invece è possibile anche con l'ordinaria amministrazione, insomma. Nato qua, e quindi com'è questo paese? Com'è cresciuto, com'è cambiato, perché ha deciso di rimanere qua? Perché stavo ben qua e ho sempre lavorato qua e mi trovo ben qua, è presente. E quindi non cambia? E quindi non cambio. Sono sempre stato in giro a lavorare. Non cambieresti questo paese qua? No. Com'è Bosano? Tu che ci abiti qua? Un paese piccoletto, ma anche qua. Però avete tutto, avete la posta, avete i negozi, avete i bar. Ma i negozi, l'unico bar è questo. Non è tanto da fare per me. Ecco, negli anni il vostro comune è rimasto stabile come abitanti o ha avuto un periodo di crescita una ventina di anni fa, forse anche qualcosa di più.
25. Poi c'è stato un periodo in cui ha cominciato di stasi e poi è cominciato a scendere. Ma la ragione è questa, perché si invecchia, le famiglie non trovano un luogo dove mettere su famiglia e quindi si fanno allontanano. meno figli ed è un Fanno meno figli e quindi si allontanano. Perché abitare qua? Perché dopo tutto è un bel paese, dopo tutto quello che può esserci è comunque un bel paese. Allora, il comunque e dopo tutto cosa vuol dire? Niente, no, nel senso tutto quello che può accadere in un paese è comunque una bella emozione. Quindi c'è ancora un senso di comunità importante. C'è un senso di comunità importante, quello sicuramente, se no non saremo qua. E come vede la sua città fra 10 anni? Mi auguro meglio di come adesso, ovviamente. Mi piacerebbe che fosse un paese vivo, pieno di associazioni. Io credo molto nella capacità che le associazioni hanno di sviluppare le comunità. Non è un caso che la Fiera di quest'anno, una intera serata è dedicata alle associazioni. Saranno oltre 20 associazioni che si presenteranno a questa comunità, alcune sono di qui da noi, hanno sede qua, altre vengono da fuori, ma io credo che lo sviluppo dell'associazionismo sia strettamente legato allo sviluppo della comunità e anche all'accrescimento non solo culturale ma anche proprio numerico della comunità, perché significa non solo avere più collaborazione ma anche avere più servizi. Uno degli ultimi provvedimenti che abbiamo fatto è stato quello dei cittadini attivi. È andato in giunta proprio in consiglio proprio l'ultima volta. Perché? Perché se anche un cittadino non si sente di appartenere a un'associazione, può comunque sentirsi di appartenere a una comunità e se vuole dare il suo contributo lo può dare collaborando alle attività del comune, come desidera, quanto desidera, ma sarà sempre ben accolto. Questo è un elemento, secondo me, fondamentale delle comunità e anche della democrazia, dello sviluppo della democrazia, principio a cui tengo in modo particolare. Democrazia, la nostra Costituzione, come vede alle mie spalle ci sono 3 quadri, la legalità, l'istituzione, la democrazia, la nostra Costituzione e l'associazionismo, l'UNICEF, questa è ecco, che sono le 3 basi su cui io vorrei costruire, io ho costruito la mia vita, ma su cui vorrei costruire anche questi 5 anni che sarò qua. Insomma. Grazie Sindaco. Prego. Puntata finita, settimana prossima ritorniamo nel Delta. Da Leandro Maggi, dalla Voce di Rovigo, è sempre un piacere stare con voi. Ciao ciao.